Era tutto pronto per riaprire i cancelli e le porte delle aule, tornare sui mezzi di trasporto riorganizzati e vivere di nuovo l'ambiente educativo e collettivo della scuola, ma le superiori in tutto il Veneto dovranno aspettare il 1° febbraio, come deciso nell'ordinanza regionale. Un po' si percepiva, quindi in realtà ne abbiamo preso atto e ci atteniamo alle indicazioni, del resto è importante, la prima cosa è la salute e in ogni caso i numeri purtroppo non migliorano, quindi il rischio sarebbe comunque stato quello magari di ripartire e dopo magari una settimana chiudere se la situazione non migliora. In primavera la scuola ha affrontato e gestito la didattica a distanza con la speranza di uscirne. Nonostante da fine ottobre le cose siano funzionate bene, si respira un po' di sconforto. Adesso la situazione inizia ad essere molto pesante, sì, si è un po' stanchi, ma penso sia normale comunque. Il piano di rientro è già pronto per essere applicato dal 1° febbraio. L'ufficio scolastico regionale, provinciale, il prefetto e tutte le ditte di trasporti avevano lavorato appunto per riorganizzare, quindi in realtà tutto è pronto per ripartire, quindi si spera insomma che migliori la situazione dal punto di vista proprio sanitario. Il rammarico di non poter ripartire in presenza è rivolto soprattutto agli studenti. Mi dispiace, ripeto, per i ragazzi, perché loro sono stati privati un po' di tutto e soprattutto per i ragazzi delle classi quinte, perché anche quest'anno saranno comunque penalizzati. A tutti, studenti, professori e famiglie, la preside fa un invito per questo mese di gennaio diverso da come era previsto. Si tratta di tener duro, ecco, di resistere ancora un pochino.